Buon pomeriggio, ben trovati, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, Il Punto, pronti per cominciare un'altra puntata ricca di dibattito, di temi. Oggi continueremo a parlare di sanità dopo la puntata della scorsa settimana, grandi storie, grandi racconti, grandi commenti anche, perché sono arrivati tanti commenti in questa settimana. Continueremo a parlare di sanità, dicevo, dal punto di vista dei medici, quindi entreremo nelle corsie, cercheremo di capire come si vive e come si lavora di questi tempi negli ospedali, ma anche nelle ambulanze, perché anche lì diventa complicato operare, per tutta una serie di questioni che vi racconteremo più avanti nella nostra trasmissione. L'anteprima invece dedicata come sempre al nostro Totò Calì, che ci racconterà la settimana di Totò. Ciao Totò, come stai? Buongiorno a tutti, sto bene. Stai bene? Settimana Oggi come sta? non Come solo definiresti questa settimana, Totò? non solo politica internazionale, ma anche politica spirituale, Ale, Ale. perché si parla anche del Papa che sta cominciando a farsi conoscere. Sta cominciando a farsi conoscere, devo dire, con grandi apprezzamenti, con grandi apprezzamenti. Allora, vediamo subito le vignette. Come cominciamo? Sì, Prima vignetta, cominciamo con con il Papa. Oh, il Papa. il Papa. Poi i cardinali delusi che commentano, dice meglio un giorno da leone che 100 di no, risponde il Papa, ti è. Troppo poco un giorno Insomma, da Leone. cominciate a gufare. Troppo poco, insomma, no, giusto? Andiamo avanti. E poi Sinner è andato dal Papa, che in Ah, questo Sinner, sì, si momento è incontrato sta il Papa, tra l'altro giocando, Papa che giocava a tennis, non so se giochi ancora a tennis, giocava a insomma, quindi un tennis. appassionato di tennis. Leone, Leone 14esimo, 14 e Sinner e primo. Sinner primo. Io servo di Dio, dice il Papa. E Sinner risponde, io servo da Dio. Beh, e chi gli può dare torto, insomma? Chi gli può dare torto? Andiamo avanti, prossima vignetta. Andiamo avanti e entreremo adesso nella politica internazionale. C'è l'Eurovision, Zelensky questo è che è andato in l'Eurovision, Turchia, Hai messo insieme un po' di è cose, andato in le finalissime Turchia, sì. dell'Eurovision Song Contest in Svizzera, questo chi è? E Zelensky? l'incontro di Zelensky con nessuno di fatto, perché insomma Ah, e quindi Putin canta la non si è canzone. presentato. Canta la È canzone lui di che Lucio Corsi. canta, Ancora volevo Zelensky, essere un Duna. Qua Zelensky pronto a incontrare Putin, prego accomodati. Insomma, mi pare che Zelensky non se la stia passando bene in questo momento insomma, contro le superpotenze. sta settimana è un po' così. Poi, Questo è un ipotetico Putin che va in Turchia, eh ma sei già, venuto perché col non c'è carro armato? andato, E beh, non c'è sai, andato né l'uno né l'altro no, poi non alla sei fine. andato. Infatti ipotetica, dice, ma sei venuto col carro armato? Quello è Erdogan, no? Scusa, Quello... colpa Erdogan, è colpa dell'abitudine. Certo, Colpa uno de- prende il carro armato anche per andare a comprare il pane, così qua. Allora, poi, E qui il dibattito Il che Papa americano. contro il presidente americano, quindi Leone, che in questo caso Trump vorrebbe addomesticare e gli dà una zampata in faccia. Bella questa qua, dai, Quindi, sì. perché dicono che sia l'anti-Trump, ecco. L'anti-Trump. Qui che c'è? Vabbè, il silenzio di Putin sul vertice in Turchia, non si sente volare una mosca, questa è la sedia vuota dove Putin Questa è la serie non si è seduto. dell'incontro. Abbiamo finito. Mi sa che abbiamo finito per questo. Credo che sì, Sai che abbiamo abbiamo finito per finito questa così. settimana. Totò, allora va bene, grazie insomma come sempre per queste vignette. Totò lo trovate ogni giorno, tutti i giorni, ogni volta che esce il giornale sul quotidiano La Sicilia, quindi vedetele anche lì le sue vignette. Allora grazie Totò, ci vediamo la prossima Grazie a settimana. voi. Buon fine settimana anche a te, mi raccomando voi invece state lì attaccati al televisore, perché tra un po' cominceremo il dibattito sulla sanità, la paura in corsia, cosa sta succedendo negli ospedali siciliani, cosa sta succedendo ai nostri bravissimi medici siciliani. Dopo la sigla.
Ancora ben trovati. Allora, l'abbiamo detto in premessa nella parte che ha preceduto la sigla, lo abbiamo detto anche in questi giorni attraverso la nostra comunicazione, i social, il quotidiano della Sicilia. Oggi continuiamo a parlare di sanità, però permettete un attimo una premessa. La scorsa settimana siamo stati accusati di aver utilizzato probabilmente, secondo qualcuno, a sproposito il termine mala sanità, che è un termine ovviamente di uso comune che caratterizza la sanità con un'accezione negativa per tutti i casi che registriamo. Non ce la sentiamo ovviamente questa accusa, perché noi facciamo i giornalisti, facciamo i cronisti, cerchiamo di raccontare notizie e soprattutto cerchiamo di interpretarle anche queste notizie con gli ospiti, i nostri ospiti, i professionisti, e quindi il termine mala sanità, credo una riflessione dovrebbe farla chi è addetto a entrare e a cambiarla questa sanità. Qualcuno ce l'abbiamo anche qui oggi, quindi io vi presento gli ospiti. Saluto la dottoressa Paola Noto, responsabile del pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania, uno dei presidi più affollati probabilmente della provincia di Catania e forse della Sicilia orientale, non lo so, vediamo, adesso lo chiederemo a lei. Saluto anche Marco Di Bartolo, che fa l'infermiere di professione, è un sindacalista del Nursin, che è appunto il sindacato che si occupa appunto della tutela di queste professioni. Saluto anche il dottore Tony Palermo, che rappresenta l'ANAO Assomed, che è il sindacato dei medici a livello regionale, quindi segretario siciliano. In collegamento ho anche Riccardo Castro, che è presidente della SEUS, che si occupa della gestione del servizio del 118, le ambulanze per intenderci, quelle che intervengono ogni qualvolta c'è un'emergenza, un'urgenza, insomma sono loro, tra professionisti e volontari, a rispondere alle richieste di chi li chiama. Con noi c'è anche come sempre Antonio Condorelli, che saluto. Ciao Antonio, collega giornalista. Ciao Antonio. Eccoci, il tema resta non lo caldo. Sento, adesso sistemiamo anche l'audio. Antonio, il tema resta caldo, la mala sanità. Adesso lo sistema, ancora non si sente l'audio. Allora, io dico ai miei ospiti, io vorrei che riflettessimo oggi, dal vostro lato, dal lato dei medici, dei sanitari, degli infermieri, cioè vorrei che raccontaste con i vostri occhi quello che vedete quotidianamente con la vostra professione, ma soprattutto rendere palpabile, sensibilmente ai nostri telespettatori quello che è questa professione medica, che secondo me negli anni è stata svilita nel racconto soprattutto, no? C'è queste aggressioni che raccontiamo ogni giorno. Oggi c'è stata un'altra al civico, al pronto soccorso del civico, sì. È stato colpito un operatore con calci e pugni da un giovane, quindi, ma è solo l'ennesimo racconto di un'aggressione che avviene nei pronto soccorso. Vengono aggrediti infermieri, vengono aggrediti medici, vengono aggrediti anche Riccardo Castro, ora anche gli operatori del 118, che voglio dire, sarebbero gli ultimi, è come sparare in questo caso sulla Croce Rossa, cioè proprio veramente siamo arrivati a un livello di maleducazione e di intolleranza tale che insomma veramente fa spavento. E allora chiedo subito un giro velocissimo d'opinione a Paola Noto, a Di Bartolo e a Palermo. Che aria si respira nei vostri luoghi di lavoro intanto? Allora, grazie Luca. L'aria che si respira è un'aria complessa, sicuramente. Si è rotto un patto. Questo è un fatto, si è rotto il patto di fiducia fra quelli che sono i cittadini e il sistema sanitario nazionale, però probabilmente quello su cui si dovrebbe riflettere è che ad oggi comunque il sistema sanitario nazionale è uno dei più grossi doni che il nostro Stato fa al cittadino. Chiunque di noi, a qualunque età, in qualunque condizione sociale, può accedere H24 al Servizio Sanitario Nazionale ed accedere alle cure. Generalmente questa cosa viene percepita dal cittadino come scontata, ma non lo è.
Quindi queste continue aggressioni nei nostri confronti, che sicuramente hanno delle cause complesse, perché il cittadino in questo momento si vede disperato, che non riesce ad accedere facilmente a questo benedetto servizio sanitario nazionale, però non fanno altro che inasprire i rapporti, inasprire le relazioni e portare il sistema a un punto di collasso. Quindi nel mio pronto soccorso, ma non posso parlare solo del mio pronto soccorso, devo guardare a tutti i pronto soccorso della regione siciliana. È chiaro che la situazione è una situazione molto complessa, è una situazione grave, una situazione delicata, no? su cui si deve necessariamente intervenire con delle azioni. Chi deve intervenire? Dobbiamo intervenire tutti, deve intervenire il sistema di prevenzione ed educazione del cittadino, spiegandogli come utilizzare correttamente il pronto soccorso, deve intervenire lo Stato agendo su quelli che sono i sistemi di deflusso del pronto soccorso, perché uno dei più grossi problemi del pronto soccorso è il boarding, cioè le persone che restano in attesa di ricovero per tanti e tanti giorni. Adesso ne parliamo. E deve intervenire anche il territorio, ovviamente. Di Bartolo, allora, voi siete degli infermieri, anche voi, una professione insomma negli ultimi anni devo dire non più, però spesso bistrattata, no? Cioè come un medico di serie B in qualche modo, eppure voi oggi avete una preparazione tale da essere davvero quasi medici. Una preparazione tale che ci porta ad avere responsabilità anche in ambito medico-legale, perché da un ventennio a questa parte noi siamo passati dalla figura di operatori a collaboratori, perché intanto rispondiamo degli errori del medico anche noi che non ci accorgiamo di ciò che è successo. Per quanto riguarda il clima è più una questione secondo noi di costume e anche politico. Ci vogliono gli interventi per potenziare l'assistenza sul territorio. Una volta potenziata quella, sicuramente si va a sgravare di lavoro la struttura ospedaliera in generale e sicuramente si toglie anche occasione. Poi è ovvio che il facinoroso esisterà sempre, l'aggressione ci sarà sempre ed è una questione di costume e di educazione che dobbiamo avere tutti nei confronti di tutti noi. Io credo che posso essere ottimista, cioè la consapevolezza della cittadinanza che il sistema sanitario nazionale che nel 78 ci è stato regalato è tuttora oggi il migliore da del difendere, mondo. certamente. È il migliore del mondo e lo difendiamo. Da difendere. Tony Palermo, allora il vostro è un sindacato grosso, sì, importante, che esprime un grosso numero di medici, voi ne sentite ovviamente di tutti i colori, siete in rete ovviamente con tutta Italia, di ieri, insomma, di questi giorni, la denuncia anche alle aziende sanitarie locali perché insomma non vengono rispettati quelle che sono, diciamo, in questo caso nell'ultima denuncia, le normali turnazioni, gli orari di lavoro, diciamo, l'utilizzo delle strutture eccetera, correttamente. Dunque, questo intanto grazie per avermi invitato. Io rappresento sia ANAO che è il più grosso sindacato della dirigenza sanitaria. Ecco, mi premo fare una piccola correzione, non siamo solo medici, ma noi siamo dirigenti sanitari, quindi abbiamo biologi, farmacisti, insomma tutto l'ambito della dirigenza sanitaria. Noi come sindacato da tantissimi anni ci battiamo per difesa del sistema sanitario nazionale e contrastiamo con tutte le nostre forze tutti i vari tentativi che vengono fatti perché il pubblico passi o venga in qualche modo travasato sul privato che è un discorso che si può poi parlare, ci vorrebbe una trasmissione soltanto per parlarne, però voglio dire, noi difendiamo il sistema sanitario pubblico. Ora, chiaramente le notizie sono talmente tante che siamo ogni giorno investiti da richieste di aiuto soprattutto, di quello che il dirigente sanitario vive nell'ospedale, perché noi parliamo di sistema sanitario pubblico. E vorrei fare una piccola premessa, si parlava perché, cosa succede, cosa sta succedendo, eccetera. Agenas, poco tempo fa, ha fatto una lettura impietosa di quello che è la nostra situazione sanitaria regionale, dove mette al terzultimo posto quello che riguarda la prevenzione del cittadino e i servizi territoriali, mentre mette a un punteggio più che sufficiente, 78 su 100, l'assistenza ospedaliera. Quindi questo che vuol dire? Noi siamo una regione, come un po' tutta Italia, dico noi non siamo diversi da altri, con una cultura ospedalocentrica. Insomma, se io mi taglio l'unghio del dito non me ne vado sul territorio, perché sul territorio non c'è nessuno, me ne vado in ospedale perché in ospedale so di sicuro che mi vengo curato.
dalla dottoressa Noto, che avrà le percentuali di codici bianchi e di codici verdi, che sono la stragrande maggioranza, e i codici gialli e i codici rossi sono per fortuna diminuiti, così come è la statistica nazionale. Anche la Sicilia si adegua. Allora, dottore Palermo, un attimo, io diciamo, prendo spunto dai vostri dati, che sono quelli dell'Ordine dei Medici, quelli del Censis, l'ultimo report che riguarda insomma le professioni sanitarie, con dei numeri, diciamo, che noi abbiamo raccolto in una scheda, devo dire fanno davvero riflettere. Vediamo il servizio che ha curato Simona Mazzone con Ottavio Longo, perché vorrei che poi commentassimo proprio questi numeri. Nonostante le denunce siano aumentate e nonostante se ne parli di più anche a livello mediatico, le aggressioni contro il personale sanitario stanno aumentando giorno dopo giorno. In Italia nell'ultimo anno si sono verificati 18.000 episodi di violenza su medici, infermieri e personale sanitario in generale. Le misure messe in atto dal governo prevedono l'arresto in flagranza differita, oltre a multe salate in caso di danneggiamenti. Ma allora perché questo fenomeno non arretra? Secondo i dati INAIL del 2024, un infortunio su 10 in sanità e in assistenza sociale deriva da un'aggressione e nel quinquennio 2019-2023 sono stati registrati quasi 12.000 infortuni sul posto di lavoro, circa 2-3.000 all'anno. E soprattutto il pronto soccorso lo scenario principale, ma anche i servizi psichiatrici e le aree di degenza, mentre gli aggressori sono i pazienti stessi e i loro familiari, le cui aggressioni verbali nel 2023 superano il 70%, quelle fisiche il 24%. Secondo il terzo rapporto della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in un'indagine realizzata su 500 medici a campione, oltre il 41% non si sente più sicuro nello svolgere il proprio lavoro a causa delle troppe violenze, il 18% ha paura di lavorare di notte, quasi il 12% teme di recarsi al lavoro. Per il 91% dei medici è sempre più difficile e stressante lavorare per il servizio sanitario, inoltre il 74% di questi sente di lavorare troppo e pensa di essere psicologicamente a rischio esaurimento. Ormai il 42,8% dei medici ha paura delle reazioni di pazienti o familiari alle proprie decisioni, oltre il 70% si sente stressato dalle difficoltà nel rapporto con l'utenza, ma si vede anche come capro espiatorio delle carenze del servizio sanitario, tanto che il 51% di questi pensa di essere esposto in totale solitudine di fronte ad aggressività e controversie con pazienti e familiari di questi. Sarà a causa di questo clima che ci sono sempre minori richieste di giovani medici neolaureati di prestare servizio nei pronto soccorso? Numeri impietosi che vorrei commentassimo e rispondeste voi stessi alla domanda: sarà questo, insomma, tutti questi numeri così alti a far propendere i giovani non a non fare la professione medica, magari a farla, però farla magari fuori, all'estero, andare via dall'Italia? Paola Noto, e poi volevo sentire anche Riccardo Castro, che non avevo sentito prima. Prego. Allora sì, per quanto riguarda il discorso della scelta della specializzazione, è assolutamente vero, ci sono specializzazioni molto ambite, c'è stato un report del Ministero, chiaramente abbiamo specializzazioni come la chirurgia plastica che vede un eccesso di richieste rispetto alle borse erogate, e specializzazioni come quella del pronto soccorso che invece vedono un numero più basso rispetto alle richieste. E perché? Perché chiaramente nella chirurgia, certo, ma lo spieghiamo a tutti, è chiaro che scegliendo una branca di specializzazione come la chirurgia plastica io ho una possibilità anche carrieristica diversa, posso agire nel privato. Facendo emergenza-urgenza questo non è possibile, anche lo scatto carrieristico viene visto alla lunga, quindi come fare a rendere appetibile la medicina di emergenza-urgenza? Innanzitutto da un punto di vista economico una retribuzione maggiore rispetto a quelle che sono altre specialistiche. Il medico di emergenza-urgenza, perché un medico di pronto soccorso, spieghiamo ai nostri, guadagna quanto il dermatologo, certo, in questo caso, che però, no? Il medico di emergenza-urgenza, il medico di pronto soccorso, il medico che fa turni, il medico che trovi lì di notte, il medico che trovi che chiaramente non ha il Natale, la Pasqua, lavora H24 7 giorni su 7, non può fare attività privata. Ma non è solo questo, Luca, se noi scegliamo di fare emergenza-urgenza non lo facciamo solo per un discorso di retribuzione economica, perché è un lavoro appassionante, il medico per eccellenza, il medico che dà la gratificazione immediata, il medico che fa la differenza fra la vita e la morte del paziente. Però
è chiaro che è un lavoro per cui a 50 anni deve essere chiesto all'operatore: vuoi continuare a fare questo o vuoi andare da un'altra parte? È un lavoro usurante e non è riconosciuto come lavoro usurante. Ripeto, le possibilità di carriera sono poche, quindi è chiaro che è molto complesso il discorso. È impossibile rendere appetibile la medicina di emergenza-urgenza? Ma assolutamente no, perché se noi parliamo con i giovani tutti vorrebbero essere, un po' anche per condizionamenti dei telefilm americani, dei piccoli AR, però è chiaro che dobbiamo rendere le condizioni di lavoro dignitose, equamente distribuite per il carico di stress e di rischio dei numeri che abbiamo visto, e poi permettere evidentemente a una certa età di avere dei percorsi alternativi eventualmente di uscita. La regia quei numeri, Tony Palermo e Riccardo Castro, hai visto i numeri, no? Diciamo, sono impietosi, davvero, guardate qua, li mettiamo anche in grafica, li mettiamo anche in studio, chiedo alla nostra regia. Ecco, difficile e stressante per 9 medici su 10 fare la professione del medico. Si lavora troppo, lo pensano più di 7 medici su 10, quindi si lavora troppo, non c'è più voglia di andare a lavorare, e poi questo è un dato incredibile, stress nei rapporti con l'utenza e paura delle reazioni con l'utenza, una paura, diciamo, che investe anche voi recentemente, no? Del 118, Castro. Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te Luca. Prima hai detto in anteprima di trasmissione, noi siamo ambulanze, il problema è che noi siamo uomini soprattutto, che in questo momento diciamo sono sottoposti a dei rischi importanti. Io sono d'accordo con la collega Noto, perché io sono presidente della SEUS, ma sono un operatore sanitario e vivo all'interno di una struttura ospedaliera. Purtroppo questi ragazzi, di cui io sono il presidente, fanno un'attività diversa, un'attività extra ospedaliera, e molto spesso sono durante quello che è il loro servizio, di andare per primi nel luogo del soccorso, giungono spesso in situazioni extraospedaliere senza una reale protezione, giungono esposti a enormi rischi. Purtroppo quello che sta succedendo è davvero assolutamente incredibile, perché nel 2025 ci sono numeri importanti che si stanno caratterizzando. Ci sono state 2 aggressioni anche di recente, una a Favignana, una a Scordia, quindi c'è una crescita importante. Ma perché di questi fenomeni con voi, Castro? Cioè, voglio dire, perché prendersela col medico dell'ambulanza, col soccorritore dell'ambulanza? Ma io quando dico che questi sono gli angeli del soccorso, sembra quasi che io voglia dire qualcosa per elogiare, per motivare questi ragazzi, ma sono davvero degli angeli, perché sono coloro che vanno per primi nel luogo appunto del soccorso e hanno bisogno anche della loro serenità per prestare i primi soccorsi. Quello che succede è un fatto davvero anomalo, perché è davvero impietoso andare ad aggredire coloro che soccorrono per primi, che vanno nel luogo del soccorso. Quindi secondo me non c'è una spiegazione se non un fatto culturale, perché poi di fatto non siamo solo noi, Regione Sicilia, a subire questo. C'è stato un recente articolo di Rescue Press, che è un noto organo di comunicazione dell'emergenza urgenza, che mostra come in Italia, tutta Italia, c'è ormai ricorrente questo fenomeno. Però da parte mia, che sono il frontman di tutti questi ragazzi, non può che esserci una seria presa di posizione, perché è chiaro che in questa maniera questi ragazzi non possono svolgere in maniera serena il proprio servizio. Allora, facciamo così, ci fermiamo, lo dico a tu. Antonio, tu ci sei? Io non ho capito se... Castro, al volo. Ecco, vai. Allora, è una questione delicata sul funzionamento del sistema di emergenza-urgenza e delle ambulanze. È vero, Presidente, secondo quanto mi risulta, che quando c'è una chiamata o più chiamate vengono attivate prima le ambulanze del servizio SEUS e poi solo dopo quelle delle associazioni convenzionate, delle eccedenze, arrivando al paradosso che può andare un'ambulanza con medico a bordo in un caso non grave, e invece può arrivare un'ambulanza senza medico a bordo anche in un incidente mortale o in un caso molto grave. Allora, fermo là.
Castro, aspetti un attimo, Castro, recepisca la domanda perché dobbiamo fermarci per la pubblicità. Risponde subito dopo. E subito dopo abbiamo anche una storia davvero toccante di una collega del dottore Castro che racconta la sua esperienza davvero traumatica in un soccorso. Restate lì subito dopo la pubblicità. Allora rientriamo, oggi stiamo continuando a parlare di sanità, abbiamo cominciato a raccontare questa sanità siciliana la scorsa settimana, adesso continuiamo, insomma oggi la vogliamo leggere, la vogliamo raccontare dal punto di vista dei medici, vi ripresento gli ospiti, dottoressa Paola Noto, responsabile del pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania, Marco Di Bartolo del Nursin, che è il sindacato degli infermieri, Toni Palermo che è il responsabile regionale di ANAO Assomed, che è il sindacato dei dirigenti, stavolta dico dei dirigenti medici, e poi abbiamo Riccardo Castro in collegamento, presidente di Seus, la società che gestisce le ambulanze del 118. Allora Castro, Condorelli aveva fatto una domanda, dice come funziona diciamo, la chiamata dell'ambulanza, come viene gestita? Che poi questa è una cosa che manda su tutte le furie, diciamo, tutti gli utenti, perché si sentono bistrattati, cioè, in qualche modo. Ci racconta, ci spiega come avviene questo meccanismo? No, intanto permettimi Luca che io da medico diciamo, l'aggressione e le aggressioni non devono essere giustificate da nulla. Assolutamente, questo io sottoscrivo due volte. Perché sennò è come se diamo il fianco a questo, non deve passare. Infatti per questo voglio messaggio. che lo spieghi come funziona. Noi come Seus, ecco, chiariamo un aspetto, noi la Seus 118, che è una partecipata della regione siciliana, garantisce a quello che è il sistema dell'emergenza urgenza sanitaria uomini e mezzi. Uomini sono gli autisti soccorritori, i mezzi sono le ambulanze. La gestione delle chiamate è appannaggio delle centrali operative, che sono 4 in Sicilia, quindi è quello del SUES. Noi diciamo non siamo noi che garantiamo quel tipo di aspetto che, ripeto, è appannaggio delle 4 centrali operative della regione siciliana. Quindi l'invio di una chiamata o meno, come spiegava, non mi ricordo dottore il cognome, il collega Antonio Condorelli. Ripeto, Antonio Condorelli, è un aspetto che spetta alle centrali operative e che non sono sotto la mia gestione. Se accadono dinamiche di quel tipo è comunque la gestione della centrale. Allora facciamo così, guardiamo questa storia, ve l'ho detto prima di andare in pubblicità, guardate questa storia, anzi ascoltatela bene, questa storia di questa soccorritrice che si chiama Clotilde Grimaldi, è un'autista soccorritrice del 118. La storia, la testimonianza l'ha raccolta Simona Mazzone con Gaetano Iudica e Fabrizio Rizzo, e guardate gli occhi di questa donna che va per soccorrere qualche povero sventurato che ha avuto un incidente stradale, che ha avuto qualche incidente, e guardate cosa è costretta e cosa è stata costretta a subire, il servizio. Io ci sono rimasta male. Io vengo ad aiutarti. Non mi aggredire. Praticamente la domenica delle Palme siamo stati chiamati per un incidente stradale dove un monopattino, un ragazzo, era caduto. Quando a distanza invece abbiamo visto che il ragazzo del monopattino aggrediva un anziano. Quindi prima abbiamo chiamato le forze dell'ordine, siamo scesi subito ma cercando di salvaguardare l'anziano più che altro perché poverino faceva tenerezza, mentre l'aggressore ha aggredito tutti e siamo finiti tutti a terra, tutti. Finendo a terra praticamente mi si è procurata una contusione spalla, gomito e polso e poi 10 giorni di prognosi. Questo è uno dei tanti episodi, voi giornalmente rischiate. È uno dei tantissimi episodi, la rabbia viene sfogata su di noi che siamo il primo volto che vedono. Quando le persone sono agitate, certe volte ci tirano fuori dal finestrino aperto, invece di aprire lo sportello. Capita, ci prendono per i giubbotti e ci tirano fuori. Qual è la principale difficoltà con cui vi scontrate?
la strada, cioè proprio l'educazione stradale. Per chi aspetta sembra un'eternità e quella provoca tutto quello che succede. Che cosa vi farebbe sentire più al sicuro? Intanto le bodycam perché registrano, quindi si vede bene o male tutto quello che succede, se è colpa nostra, non è colpa nostra, i tempi e poi anche la figura professionale riconosciuta a livello nazionale. Castro. Sì, questo è Clotilde è una dei miei ragazzi, una dei miei operatori del 118 che ha subito una fra le diverse aggressioni purtroppo del 2025 dove c'è stata questa ampia crescita. Lei parla di due aspetti, allora intanto partiamo dal presupposto che noi come Seus, io come presidente della Seus abbiamo iniziato tutta una serie di aspetti come l'assistenza legale, ci costituiamo ormai parte civile in tutti quelli che sono i procedimenti penali degli autisti soccorritori nei confronti degli aggressori, stiamo agendo come attività di sensibilizzazione nelle scuole. Lei parla di due aspetti importanti, uno sono le body, è rappresentato dalle bodycam. Allora le bodycam è stata diciamo un deterrente che noi avevamo inizialmente attivato con gli uffici, però le bodycam in atto, iniziando un'interlocuzione poi naturale con chi ci sta sopra di noi, cioè con la prefettura, diciamo siamo in una fase dove chiaramente deve essere la prefettura a darci poi le indicazioni su come in maniera importante noi dobbiamo tutelarci. È uno strumento che potrebbe, come dire, ritornarvi Perfetto. utile. Si è parlato Certamente, si è parlato con la prefettura del panic button, cioè un sistema dove gli autisti soccorritori, attivando questo panic button in maniera repentina, scusate il gioco di parole, attivano la centrale delle forze dell'ordine e quindi in poco tempo giungono nel luogo appunto le forze dell'ordine a garantire la tutela. Le bodycam in realtà, se da un lato è una deterrente che per loro può essere una tutela assoluta, però ci sono anche, e devo dire che molti altri enti, per esempio la nostra sorella che è la REU della Lombardia lo applica, e ci sono anche però, c'è chi giudica le bodycam intanto una problematica legata alla privacy, diciamo, insomma, a tutto quella quello che è la che... privacy. Esatto, e poi insomma Certo, anche la privacy. E poi c'è anche chi dice che la bodycam potrebbe anche determinare una maggiore che l'aggressore, sapendo appunto che può essere diciamo inquadrato, potrebbe anche accentuare il proprio nervosismo, cioè, diciamo, fare del effetto momento. amplificatore del gesto. Allora aspetti un attimo, Castro. Di Bartolo, lei ha preso un sacco di appunti, che cosa... Da dove partire? Beh, intanto potrebbero servire, per esempio, potrebbero servire le bodycam, no? Nelle corsie, nei reparti. Il problema è da un punto di vista... rischio, perché tra l'altro nel servizio è stato detto nella scheda, tra il personale sanitario quelli più aggrediti sono gli infermieri, sono anche di più. Prima ancora ovviamente dei medici in numero percentuale. Sì. Sono d'accordo col dottore Castro? Sì. Il disservizio presunto reale che si trova in una struttura ospedaliera non può giustificare l'aggressione, mettere le mani addosso al medico, all'infermiere o qualsiasi altro operatore sanitario. La bodycam non siamo convinti, ci sarebbero poi dei problemi anche di natura legale e contrattuale, perché la bodycam potrebbe essere interpretata anche come un sistema del datore di lavoro di verificare l'operato dei dipendenti e questo in questo momento è vietato dalla legge. La bodycam in ogni caso sarebbe poi visualizzata solo dalle forze dell'ordine, potrebbe essere una soluzione, ma noi crediamo più in una soluzione più di largo respiro, un'educazione sul territorio sicuramente e
presenza di posti di polizia nei pronto soccorsi, è normale che anche le forze di polizia hanno i loro problemi di organico, è un percorso, e io ritorno però sul fatto che se si potenzia, si migliora e si rende più performante il territorio, si va a togliere molto del motivo del contendere nei pronto soccorso e anche nei reparti ospedalieri. Paola Noto, potrebbe essere una bodycam, io dico qualunque mezzo secondo me in questa, Ma guarda, in questa situazione. Non lo so, io il discorso sulla strada ha delle dinamiche complesse, purtroppo gli operatori del 118 chiaramente sono ancora più esposti rispetto a noi, perché come diceva giustamente la collega, la percezione dalla chiamata all'arrivo del mezzo di soccorso viene percepita dall'utente che vede diciamo così morire il suo congiunto nel frattempo come un tempo enorme. C'è anche da dire però che così come pronto soccorsi la chiamata al servizio territoriale viene fatta per motivazioni sbagliate, il 118 a volte viene scambiato come un servizio taxi, dico 118 impropriamente, dico per parlare proprio del SEUS, diciamo, il servizio territoriale. È chiaro che se io muovo le ambulanze per andare a fare dei servizi per cui il cittadino potrebbe venire o con mezzi propri o proprio non dovrebbe venire al pronto soccorso, il territorio rimane sguarnito. Questo bisogna comprenderlo. Se c'è il sovraffollamento in pronto soccorso, io non faccio sbarellare le ambulanze, si blocca tutto a monte. Io credo, sono abbastanza pessimista anche su questa questione, no? Del cercare di inculcare un'educazione a un'utenza che abbiamo visto che di fronte all'emergenza, di fronte alla paura, di fronte al rischio che stia capitando qualcosa a lui, a un congiunto, a un parente, a un amico, perde totalmente. Però ti posso dire, Luca, scusami, quando è stata fatta la campagna per l'HIV, che è stata fatta a livello nazionale, con degli spot efficaci, vuoi o non vuoi, agendo a livello di prevenzione, il problema comunque è stato affrontato ed è stato recepito dalla popolazione. Io non ho mai visto delle campagne educative nazionali che spiegassero al cittadino quando chiamare il 118, come utilizzare il pronto soccorso. Il 90% dei miei utenti viene in pronto soccorso per risolvere delle problematiche assolutamente gestibili. Adesso questa la ribaltiamo alla politica che sarà subito dopo la pausa qui seduta al tavolo a dibattere anche di sanità. Ribadisco anch'io come Marco che se il territorio deve essere un attimo attenzionato e potenziato. C'erano però, ci sono, ora voglio dire, io non vorrei gettare, il bambino con l'acqua sporca in questo caso, perché poi ci sono delle situazioni, che funzionano, no? Per esempio, il pronto soccorso di San Marco, non lo dico perché c'è la responsabilità, ma è un pronto soccorso che tutto sommato funziona, no? Ne parlavamo anche con Tony Palermo prima, è riuscito a diventare attrattivo per una serie di medici. Certo, poi se si fanno i conti della serva in tasca al medico di pronto soccorso rispetto al medico di famiglia, non me ne vorranno anche i medici, però dico, è rischio, emergenza, stipendi, cose eccetera, cambia piano, però il pronto soccorso è una macchina che se funziona, è una macchina quando funziona eccellente. La mia macchina è nuova. La mia macchina ha degli spazi enormi, che quindi strutturalmente è stata creata in un periodo quando è stata aperta con una concezione moderna che quindi dà anche meno percezione del sovraffollamento. L'azienda è costantemente dietro di noi e questo lo devo dire, per esempio quest'anno è partito un progetto, ne abbiamo parlato anche qui, di un servizio di psicologia accanto agli operatori del triage, sia per aiutare gli operatori a gestire un po' il burnout e lo stress dato da questo, ma anche per stare accanto al cittadino, spiegare perché il cittadino sta aspettando, avvicinarlo nei momenti di lutto. Quindi è chiaro che, devo dire anche tutti i miei colleghi dell'ospedale aiutano molto il pronto soccorso del San Marco, ma come hai detto tu è un'isola felice, i pronto soccorso periferici sono in estrema difficoltà, non lavorano medici dell'emergenza, vengono chiamati gettonisti, questo te lo potrà dire meglio anche Tony, anche qua, vengono chiamati medici. Te lo potrà dire anche Tony. Io ho un organico in cui sono tutti i medici che hanno scelto di fare il medico di emergenza-urgenza, che è molto importante nel servizio dato all'utenza. Antonio e poi Castro che voleva intervenire. Antonio Condorelli. Ai rappresentanti delle categorie, esiste un tavolo con la regione nel quale voi potete esporre le vostre problematiche e queste vengono ascoltate? Seconda domanda, cosa ne pensate del nuovo piano sanitario della regione siciliana, di questo percorso che c'è in questo momento? Vi soddisfa? Siete fiduciosi oppure ci sono gravi preoccupazioni? Prego, Palermo, voleva rispondere? No.
No, dico, lo conosce evidentemente il piano sanitario lei della lo regione, conosce, perché dice, lo conosce. la rete Noi ospedaliera conosciamo le non siamo- bozze che circolano non sulla c'è dato rimodulazione di alcune conoscere. strutture, conosciamo solo delle bozze che stanno circolando sulla quindi rimodulazione non lo delle conosciamo. strutture, però sono sicuro che voi, o almeno spero voi, facciate parte di un tavolo di discussione e di ascolto, anche di esposizione delle problematiche delle categorie, o no? O neanche questo? Devo rispondere? No, purtroppo no, perché noi come sindacati della dirigenza sanitaria l'ultimo incontro l'abbiamo avuto il 17, insomma a gennaio, giorno in cui la Volo poi si è dimessa, e da quel momento noi non abbiamo mai più avuto un incontro, malgrado più volte è stato richiesto. Noi della rete ospedaliera non conosciamo nulla, sappiamo per grandi linee che il TAR ha in qualche modo detto che la rete ospedaliera doveva essere fatta entro Ferragosto, mentre l'assessore pare che abbia detto, ma questo l'ho letto sui giornali, entro fine anno. Noi non siamo a conoscenza di nulla. Abbiamo chiesto al dottore Iacolino che ci desse qualche indicazione iscritto anche per poterlo commentare, ma ci è stato risposto di no, e ci è stata data qualche indicazione così a voce, dove ci veniva detto, però ripeto c'era l'assessore Volo, che i reparti che avessero avuto un indice di occupazione bassa sarebbero stati in qualche modo rimodulati, ma dopodiché notizie confuse che noi non conosciamo, purtroppo. Quindi la parte sociale è stata, in questo momento viene tenuta molto in disparte. Anche su questo interrogheremo tra un po' la politica. Siamo davvero in chiusura di questa prima parte, e ovviamente è un argomento, insomma, che deve essere sviscerato. Castro voleva aggiungere qualcosa, però non so, mi è sembrato... Sì, no, io volevo dire che sono state dette cose davvero importanti, interessanti da voi in studio, sia di Marco Leonardi, ma devo dire che la collega Noto ha fatto un focus importante su una delle problematiche davvero che poi purtroppo si correlano al meccanismo delle aggressioni, che però, ripeto, non deve assolutamente essere considerata mai una giustificazione, però l'appropriatezza delle chiamate è assolutamente importante. Noi, quando ho parlato prima di sensibilizzazione che stiamo facendo nelle scuole e in tanti altri posti, significa non solo sensibilizzazione, voglio dire, alle aggressioni, perché quello è un fatto di educazione comportamentale, ma una sensibilizzazione pure alle chiamate, a quando davvero, perché giustamente ha detto la collega Noto, il pronto soccorso non è un trasporto taxi, questo l'abbiamo detto milioni di volte. Questi sono dei ragazzi che intervengono in determinate situazioni davvero di emergenza e urgenza, quindi da questo punto di vista questo deve essere una riflessione che davvero deve entrare a casa di chi ci sta guardando. Grazie Riccardo Castro. Allora, resti con noi, Castro, perché se può, diciamo, perché così si confronta anche con i nostri politici. Io saluto Paola Noto, responsabile del pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania, ringrazio Marco Di Bartolo del Nursing, infermiera. Non so, Di Bartolo, lei insomma, forza con gli infermieri, perché siete alla spina dorsale insieme ai medici, insomma, diciamo, di questo servizio sanitario. Di questo siamo servizio consapevoli sanitario. e tutti i giorni noi siamo in interlocuzione con le cariche assessoriali e anche regionali, però alcuni argomenti sono contrattuali, altri sono di informazione, possiamo solo aspettare, attendere ed essere testimoni di quello che succede. Noi crediamo che con il miglioramento dell'assistenza sul territorio, che lo prevede peraltro un decreto ministeriale del 2022, il 77, che a cascata migliorerà un po' tutto. Noi siamo, come la dottoressa Noto, siamo ottimisti. Ce lo auguriamo, guardi, io mi riallaccio a quanto avete detto, difendiamolo questo sistema sanitario nazionale, perché è veramente una ricchezza per il Paese. Allora ci fermiamo, pubblicità, Palermo, lei resta con noi, tra un po' l'interlocuzione con i politici, poi avremo un collegamento con la convention di Forza Italia a Noto, insomma tanto menù ricco nel proseguo della trasmissione, dopo la pubblicità.
Diretta puntata intensa, oggi raccontiamo un po' di sanità, cambiamo anche il parterre degli ospiti, ci ha raggiunto in studio Nuccio Di Paola, capogruppo del Movimento 5 Stelle, anzi coordinatore, perché poi se no De Luca, insomma chi lo sente, coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sicilia, Ruggero Razzi, europarlamentare di Fratelli d'Italia, è rimasto con noi Tony Palermo, responsabile del sindacato ANAO Assomed siciliano, è rimasto con noi Riccardo Castro, che credo però tra un po' ci debba salutare. Ci ha raggiunto Valentina Chinnici del Partito Democratico, deputato regionale, e abbiamo un collegamento aperto con Noto, dove in questo momento si è appena conclusa la convention di Forza Italia. Vedo Corrado Bonfanti e Marco Falcone, li vedo insieme. Allora, un saluto a entrambi. È bella questa foto, questa foto di gruppo, questa foto di coppia. Allora, avete sentito tutti, credo non quelli di Noto, diciamo, quanto è stato detto, no? Tra l'altro il Movimento 5 Stelle è pronto a scendere in piazza per la sanità siciliana, per difendere la sanità siciliana, o meglio, per smontare la sanità del centrodestra. Questo insomma è la vostra manifestazione, no? C'è una sanità del centrodestra, cioè, perché mi è nuovo, se c'è una sanità del centrodestra... Gestita in questo caso. Non la conosciamo, gestita. Mi pare manchi anche la rete ospedaliera, cioè manca un po' tutto, cioè sono passati quasi 2 anni e mezzo da quando il Presidente della Regione si è insediato con il governo del centrodestra. Noi da mesi chiediamo a Schifani di venire in aula a riferire per le tante anomalie che sono venute fuori, non solo ed esclusivamente gli scandali, ma le anomalie come il fatto che l'ASP di Palermo ad oggi non ha un manager. Cioè, io voglio ricordare, queste sono cose che succedono forse solo in Sicilia, che l'ex manager, la dottoressa Faroni, che era manager dell'ASP di Palermo, oggi si trova a fare l'assessore, quindi controllore e controllato, anche se poi si è dimesso dall'ASP di Palermo, quindi, però non c'è il manager dell'ASP di Palermo, e ricordiamoci che l'ASP di Palermo gestisce la maggior parte dei fondi regionali sulla sanità, fondi regionali che riguardano il 70% del bilancio della regione siciliana. Quindi, al di là degli scandali, il Movimento 5 Stelle, che in questi mesi sta coinvolgendo sindacati in giro per le province per parlare di sanità, non solo da un punto di vista di quello che non va. La manifestazione? Cioè, voi scendete in piazza quando entrate? Per raccontare quali sono le anomalie e quali sono i casi di mala sanità, ma anche per raccontare le buone pratiche, perché ci sono anche buone pratiche. Attenzione in con Sicilia. questa mala sanità, perché hai visto come... Perché noi non vogliamo scaricarla, lo ripeto, perché non vogliamo scaricarla sui medici, non vogliamo scaricarla sulle professioni tutte eccellenti, sui giovani che si apprestano a intraprendere questa professione. Ma il caso degli esami istologici a Trapani, come li chiamiamo, è un caso di mala sanità. Cioè, se ci sono 3.300 persone che scoprono di essere possibilmente affetti da un tumore dopo mesi e mesi, è un caso di mala sanità, perché il 10% di quelle 3.300 persone hanno scoperto in eccessivo ritardo di essere affette da un tumore. Quello è un caso di mala sanità. Poi di chi sono le responsabilità, di chi non sono responsabilità, ci sarà modo poi di andarle a scoprire nel corso del tempo, perché poi capisco che sono tutte situazioni molto particolari, ma oggi il Presidente della Regione non ha minimamente risposto il 15 giugno e ovviamente coinvolgeremo tutti, perché non è una manifestazione solo del Movimento 5 Stelle. Palermo, lei ci va? Noi inviteremo, partiranno già dalla prossima settimana. Lei ci va alla manifestazione dei 5 Stelle? Il Partito Democratico verrà invitato e sarà uno dei protagonisti di questa manifestazione. Lei ci va alla manifestazione dei 5 Stelle? Ma in effetti non ne ho sentito parlare di questa manifestazione. I 5 Stelle sono bravissimi nella loro propaganda. Hanno qualche difficoltà quando sono stati chiamati a una responsabilità di governo a dimostrare con i fatti cose concrete. Il governo regionale, ad oggi non c'è una butade. È una delle tante butade del Movimento 5 Stelle. Non è una butade, ad oggi noi non abbiamo governato la regione siciliana, la sanità è prettamente di competenza della regione siciliana. Qui c'è stato un ex assessore alla salute e voglio dire, oggi il Presidente Schifani ha cambiato 2 assessori, la rete ospedaliera non è ancora arrivata, non si sa cosa, addirittura il TAR ha richiesto pure, ma scusate, entro 90 giorni c'è la rete ospedaliera.
Cioè ci sono Allora, la casi... Chigni ci stava parlando e non l'avete fatta parlare. Io voglio dire, un po' di... come dire... Grazie, prego. no. Mi ricorda un'altra trasmissione 2 anni fa dove c'era pure l'allora assessore, ma forse ancora non si era neanche insediato Marco Falcone. Si erano appena concluse le elezioni. Falcone, sempre Comunque lei. no, stavo dicendo Allora, scusi, semplicemente prego. che sarò presente. Sarà presente alla manifestazione. Scusate, io devo salutare Riccardo Castro perché ovviamente lui sta lavorando e quindi deve ritornare al lavoro. Castro, ci dice un attimo proprio in chiusura, secondo lei, come dire, una soluzione da mettere subito in pratica per difendere questo servizio molto importante per la cittadinanza? Chiaramente noi siamo in attesa che la prefettura ci dia le indicazioni. Ripeto, la soluzione sembra quella del panic button. Noi ovviamente dobbiamo adeguarci a quelle che sono le indicazioni da parte di chi sulla sicurezza rappresenta il nostro primo riferimento. Da parte mia sarò sempre al fianco di tutti gli operatori, pronto a mettere in pratica quelle che sono le indicazioni di tutti gli organi di sicurezza che ci stanno al di sopra. Grazie Riccardo Castro, presidente della Seus 118, grazie per essere stato con noi, insomma buon lavoro a tutti i suoi colleghi e a tutto il 118. Allora Razza, ha sentito poi, insomma, lei la sanità la conosce, inutile poi nascondersi dietro un dito, sa quali sono i problemi, avendo fatto l'assessore in questa regione che è oggettivamente complicata per tutta una serie di questioni che abbiamo anche ricordato nella prima parte della trasmissione. Abbiamo sentito però, insomma, che si può intervenire da qualche parte. Quei numeri, certo, che abbiamo visto nelle grafiche sono veramente scoraggianti, cioè i medici vogliono andare via dal servizio sanitario nazionale, cioè poi dove vanno? Al privato, vanno all'estero, insomma, che Guardi, succede? io non seguo molto le cose della organizzazione della sanità nella nostra regione, anche perché è giusto che oggi chi ha competenze le assuma fino in fondo. Da deputato europeo e componente della Commissione Sanità del Parlamento Europeo mi sto occupando di essere relatore di una relazione di iniziativa parlamentare che si occupa di valutare lo stato della professione medica in tutta Europa. E io partirei da questo dato perché ogni tanto noi ci facciamo un po' del male da soli nel provare a raccontare delle situazioni che esistono in ogni parte d'Italia e del mondo come se fossero espressione di un male che si verifica solo da noi. Noi oggi viviamo una straordinaria carenza di personale. Questa carenza di personale vale nel settore medico, negli infermieri, negli operatori sociosanitari. In tutta Europa dice l'Ocse che i medici che sono mancati agli organici nel 2023 erano 1.200.000. Da qui ai prossimi 5-6 anni il rischio è che questo numero di 1.200.000 diventi 4 milioni. Allora, se noi non si parte da questo, è chiaro che non si riesce a dare risposte di salute pubblica ai cittadini, perché ci saranno alcune aree territoriali, soprattutto quelle delle città metropolitane, dove magari ci sarà la pienezza dell'organico che consentirà abbiamo di sentito dare l'esperienza servizi della migliori. dottoressa Noto. Ci saranno invece delle strutture periferiche dove anche il più bravo dei manager di questo mondo rischia di fare dei concorsi che vanno deserti. Allora, al primo posto io penso che ci si debba mettere il lavoro per portare un maggior numero di professionisti. Poi ci sono le sfide organizzative. Come? Qua c'è Ma Palermo, in maniera molto semplice. Io faccio l'esempio di quello che è accaduto in Sicilia. Quando noi ci siamo insediati, lo ricorda il dottore Palermo, c'erano 3 facoltà di medicina in Sicilia, oggi ce ne sono 5. Se noi non mettiamo in campo tutti gli sforzi, ed è accaduto anche con l'abolizione del concorso, per aumentare il numero dei medici, se vanno in pensione più persone rispetto a quelle che si formano, è chiaro che non si riesce a vincere questa Senta, partita. Razza, guardi, io ne approfitto perché guardo anche Palermo. Abbiamo Corrado Bonfanti che è stato sindaco di Noto. No? A Noto c'è una situazione, Antonio, l'hai raccontata tu questa situazione dell'ospedale Trigona? No? L'ospedale part-time, non so se ci sia ancora adesso, un ospedale che faceva gli orari di una bottega. Saluto Bonfanti, non so se adesso le cose stanno allo stesso modo, ne abbiamo parlato noi un paio di mesi fa. Bonfanti, com'è la situazione? No? Aspetti che non la sentiamo.
La sentiamo piano, aspetti un attimo, vediamo se ristabiliamo. Allora, fatemi sentire poi quando Bonfanti è in linea. Adesso sì, forse lo sentiamo. No, non lo sentiamo. Riproviamo. Ma Falcone si sente? Perché Falcone si sente e Bonfanti no? Questo è... Lo ha sabotato Falcone. Falcone, poi se l'avrei... Presta il fianco Di Paola poi, cioè è sempre così. A Di Paola non posso Hai visto che si sente? È un amico mio. Hai visto che si sente poi? Bonfanti si sente o no? Non lo so, io vi sento. No, non la sentiamo, Bonfanti. Allora, faccia sistemi con i tecnici che sono là, l'audio. Forse cambiate l'auricolare, magari, ecco. Vediamo se li tengo entrambi, ecco. Adesso si sente. Sì. Oh, benissimo, deve venire sempre in soccorso l'amico Marco Falcone. Hai visto? Allora, l'ospedale mio, questa è storia. L'ospedale part-time, come lo chiama Condorelli. Esiste ancora, no? Allora, diciamo che avete in studio Ruggero Razza, che ha seguito e conosce molto bene la vicenda dell'ospedale di Noto, però la risposta la do io, nel senso che la domanda forse era riferita al fatto che il pronto soccorso del nosocomio di Noto è H12. Penso che sia questo, diciamo, la domanda. È ancora così, c'è un grande lavoro in questo momento da parte del nuovo manager Alessandro Cartagirone e l'ospedale di Noto sta andando verso quella direzione che era stata già decisa anni addietro, ma che post-Covid sta assumendo anche una funzione più di ospedale di territorio, quindi con ospedale di comunità e il presidio territoriale di assistenza, con tutta una serie di iniziative che cercheranno di avvicinare i cittadini alla sanità. Qua il problema è quello di avere vicino un altro ospedale come quello di Avola, per cui è chiaro che bisogna, in un contesto in cui voi stessi parlate di pochi medici, di risorse scarse e quant'altro, di cercare di massimizzare l'efficacia del servizio sanitario in un territorio attraverso la distribuzione dei ruoli. Ora, è chiaro che rimane un'anomalia, non possiamo non dirlo, ma è altrettanto chiaro che il territorio, che è un comprensorio di 5 comuni con più di 100.000 abitanti, ha bisogno prima possibile di avere una sanità che funzioni e quindi dei servizi che possono essere apprezzati dai cittadini, cosa che al momento ancora non è così. Palermo, io guardo lei adesso perché insomma lei conosce bene insomma anche la mappa, no, della regione siciliana. Questo è un tema, poi diciamo, ci sono pochi medici, come diceva l'onorevole Razza, quei pochi che ci sono devono distribuirsi in questo modo così capillare, probabilmente, e questo lo chiedo al medico e al sindacalista dei dirigenti medici, non sarebbe il caso di ridurla questa rete ospedaliera e migliorarla in questo senso? Chi ci ha provato, diciamo, non è andato mai come dire, a bersaglio pieno, perché poi ci sono gli interessi territoriali, no? il sindaco, gli interessi politici, il sindaco del piccolo territorio vuole ovviamente ognuno il proprio ospedale. Faccio un esempio, in provincia di Catania, Paternò, Biancavilla e Adrano è il triangolo, diciamo, dove si potrebbe Bronte, scusa, in qualche modo, dove si potrebbe in qualche modo ridurre anche diciamo, i nosocomi e gli ospedali in questo senso. Che ne pensano i medici? Allora, che ne pensano i medici? In questo contesto Anao Assomed non si è mai tirata indietro. È chiaro che ogni paese ha il sindaco come responsabile della struttura sanitaria, che chiaramente tende a mettersi a proteggere ciò che ha, ma non si pensa in questi casi a quello che è la sicurezza del paziente. Quindi Anao Assomed ha più volte detto, più volte proposto anche a varie forze politiche di una collaborazione attiva per quello che siamo noi medici, perché io sono qui in rappresentanza di chi lavora negli ospedali, quindi noi siamo un attimino un anello di congiunzione tra politica, tra il decisore e chi ogni giorno va a lavorare e non sa se torna a casa, perché questo purtroppo è la realtà. Quindi il fatto di ottimizzare, il fatto di portare avanti il PNRR, che potrebbe essere, le ripeto, l'ho citato poco fa, l'Agenas ha citato questi numeri che sono impietosi per la Regione Sicilia. Se la Regione Sicilia riuscisse ad attivare finalmente quello che è il territorio
probabilmente molti accessi impropri in ospedale sarebbero inutili, sarebbero eliminati. Quindi qualora si attivasse il territorio, quindi l'ospedale di comunità, la casa di comunità, tutto quello che è previsto a livello europeo, che quando parlo in giro mi ridono in faccia perché dicono ma non si farà mai in Sicilia una cosa del genere, perché quando mai si potrà fare una cosa del genere? I primi però sono già partiti. Si potrebbe, sì, ne sono partiti credo 2 in tutta la Sicilia, o 1 o 2, ma non nel modo suo completo, perché PNRR prevede una centrale che raccolga le chiamate, prevede la casa e la comunità, l'ospedale di comunità, prevede l'infermiere, ora è andato via l'infermiere che possa essere di comunità, cioè un servizio al cittadino più a casa sua. Il vecchiarello, ormai siamo una popolazione che tende a invecchiarsi, che deve andare all'ospedale, aspettare 6, 7, se non 12 ore, è chiaro che è una cattiveria nei suoi confronti. Ma dall'altro canto devo dire non è la colpa del medico, dell'operatore sanitario, perché nel pronto soccorso abbiamo fatto nel 2022 una ricerca e mancano 375 medici. Io penso che dal 2022 ad oggi non sia cambiato, cioè circa il 50% del personale. Quindi o si interviene il decisore politico, l'organizzatore, assieme a tutto il diritto del malato, ai sindacati, a tutte quelle che sono coloro che rappresentano la cittadinanza, dovrebbero prendere delle decisioni che vadano incontro al cittadino. È chiaro che per chiudere per esempio alcuni punti nascita in Sicilia se n'è passato di tempo, dove per esempio si sa per legge oramai che sotto i 500 nati l'anno non c'è un motivo di sicurezza per il cittadino. Quindi noi è vero che viviamo di scandali, ma il cittadino spesso non lo sa questo. Il cittadino spesso ecco perché è così non riesce a percepire che un punto nascita con un basso numero di nascite è potenzialmente più pericoloso in questo caso. Il cittadino questa cosa deve essere non la informato, percepisce. il cittadino deve essere informato, deve essere data più informazione. Però dovrebbe essere, allora, facciamo, io ho solo una domanda, dovrebbe essere in generale il decisore a essere lucido e nell'andare ad attuare un percorso. Ora la domanda che faccio la faccio a Ruggero Razza, ma la faccio anche a Marco Falcone, c'è pure Valentina, la faccio pure a Valentina, ma un decisore che in questo momento è un assessore, che ha, con tutto il rispetto, ma una volta che si decide di fare l'assessore si entra in politica, ha il figlio che in questo momento è segretario provinciale della Lega, quindi di fatto è un decisore che ha una connotazione politica di un certo tipo, è un decisore che penserà al cittadino, quindi alle liste d'attesa, alle lunghe liste d'attesa, ai punti nascita, agli ospedali se funzionano o non funzionano, oppure andrà a valutare il tutto da un punto di vista solo e meramente politico e per quanto riguarda una crescita di quel partito o di quel contenitore politico, perché ad oggi quello che si percepisce, caro Luca, è che il decisore politico ad oggi non decide nei confronti di una linea che riguarda il benessere del cittadino e del siciliano, perché oggi se siamo dietro la Calabria in termini di LEA non era mai successo, cioè la Sicilia in questo momento è dietro la Calabria in termini di LEA, cioè siamo peggio della Calabria, c'è qualcosa che non va, cioè in questi 2 anni e mezzo qualcosa non è andato. Chiarissimo il concetto. Allora Razza, poi sentiamo Falcone e Valentina Chinnici. Io darei intanto alla dottoressa Faraoni il tempo, visto che sono trascorsi pochi mesi dal suo insediamento, di sviluppare una programmazione. Siccome io sono stato la persona che l'ha proposta come direttore generale dell'ASP di Palermo e so che è una persona assolutamente competente, voglio sperare, anzi sono convinto che alcuni dei problemi che ha ereditato da questi primi 2 anni e mezzo possano essere portati a soluzione. Devo però dire una cosa al dottore Palermo, perché usciamo dal mito del PNRR, usciamo dal mito delle case di comunità e usciamo dal mito degli ospedali di comunità, perché ancora non ci è stato spiegato, ed è una decisione che io contestai all'allora governo nazionale quando ero assessore regionale, chi deve andare a lavorare nelle case di comunità. Oggi il ministro Schillaci sta portando avanti, con una dura reazione di alcune sigle sindacali, la riforma della medicina di base. Perché se noi non mettiamo assieme il funzionamento del territorio con una riforma strutturale della medicina di base,
quell'effetto di uscita dagli ospedali e di non guardare all'ospedale come unico luogo nel quale ricevere salute, non la portiamo avanti. Perché? Perché giustamente esiste un rapporto di fiducia, di condivisione, di affidamento positivo che ogni paziente ha con il suo medico di famiglia. Questo è il primo elemento che si deve tenere in considerazione nella organizzazione della rete del territorio. Quindi uscire, diciamo. Oggi c'è una riforma che io mi sento di condividere, ovviamente con gli aggiustamenti che dovranno essere necessari, ma forse per la prima volta dopo alcune decine di anni in cui se ne discute, i medici di famiglia che entreranno nel sistema sanitario nazionale saranno dipendenti del sistema sanitario nazionale. Questo cosa comporta? Che quando avremo pronte le case di comunità, poco importa se mese più o mese meno, ma negli ambito del 2026, che è la scadenza finale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avremo anche i medici che saranno all'interno di quelle strutture, perché altrimenti noi avremo fatto una corsa contro il tempo per realizzare dei meravigliosi involucri dentro i quali non verrà senza data nessuna sanità contenuto. Falcone, anzi Valentina Chinnici e poi Falcone. Però ripeto, io non si interessa più del tema, l'abbiamo capito. Non mi interesso del tema, ecco, lascio il tema a Marco che è più presente. Guardate la faccia di Paola, per favore, non si interessa più. Mi sembra strano visto quello non si interessa. Uno che studia, me ne interesso in Europa. Studia, studia. Chinnici e Falcone ride, guardalo là Falcone. Su quest'ultima questione degli involucri vuoti, è vero, il discorso del mito, diciamo, del PNRR con le costruzioni di edifici, case di comunità, e per quanto riguarda il sistema di istruzione di asili nido, ha la stessa problematica, il personale. Anche sugli asili nido, per esempio, si è fatta molta propaganda sul fatto che avremmo finalmente risolto la carenza strutturale dei nidi di infanzia in Sicilia, ma il problema è esattamente lo stesso che riguarda la sanità. Chi ci lavora poi in queste strutture, che siano case di comunità o che siano asili nido, strutture di prossimità essenziali, servizi essenziali per i cittadini, poi non c'è il solito problema del personale. È chiaro, no? Mettiamoci. Abbiamo presentato una lettera, solo una cosa volevo aggiungere, ci sono alcune emergenze che sono più emergenze di altre. Noi siamo abituati in Sicilia a parlare e a non pianificare e quindi a parlare sempre di emergenze. E allora la madre di tutte le emergenze, da quello che io in questi 2 anni di attività parlamentare mi sono potuta rendere conto per quanto riguarda la sanità e la salute mentale. Abbiamo creato un intergruppo parlamentare trasversale dove ci sono tutte le forze politiche, e quello che raccogliamo da tutte le associazioni dei familiari che si occupano di salute mentale è un grido di allarme che si salda con quello del personale, dei neuropsichiatri, degli psichiatri che lavorano nei nostri ospedali pubblici. C'è una carenza nelle piante organiche che è veramente preoccupante, e tutto questo veramente rende la situazione negli ospedali e nei reparti di psichiatria, dove bisognerebbe prestare un'attenzione molto maggiore ovviamente agli utenti, rende la situazione assolutamente esplosiva. Noi abbiamo fatto un incontro, tra l'altro proprio con il collega De Luca dei 5 Stelle, pochi giorni fa, con l'assessore Faraoni e le delegazioni delle famiglie che si occupano di salute mentale. Cito questo tema proprio perché in questo momento a me sembra una delle priorità assolute. Ognuno ovviamente vede le sue di priorità. Allora, Falcone... No, non è la mia. No, nel senso, non la sua persona, chiaramente nell'ambito della sanità... È esploso il problema, soprattutto fra i giovani, fra gli adolescenti. Non è assolutamente da sottovalutare. Così come il caso delle dipendenze, è l'atto un problema doppio, tanto è vero che si parla di doppia diagnosi, perché subentrano problemi mentali legati anche alle dipendenze.
È chiaro, chiarissimo il concetto, ha fatto bene a precisarlo. Allora, Falcone, cosa vuole aggiungere ovviamente su questo tema? Voi oggi Io credo che, prego. al di là delle speculazioni che chiaramente ma fa il proprio mestiere l'opposizione, dobbiamo invece guardare a ciò che di buono si è fatto in tutti questi anni, agli investimenti in termini di edilizia sanitaria, in termini di tecnologia, di innovazioni. Tutti gli investimenti che sono stati fatti purtroppo rischiano di cozzare con la carenza di personale, e lo dicono gli stessi colleghi dell'opposizione, affermano che vi è una difficoltà di reclutamento di personale, non perché non vi sia la cattiva volontà da parte del governo, delle ASP o delle stesse aziende ospedaliere di porre in essere tali atti, ma perché mancano appunto giovani medici, mancano nuovi infermieri, tant'è che in altre regioni si accede anche ad altro, diciamo così, a competenze provenienti dall'estero. Ora io vorrei dire invece che sarebbe il caso puntare su ciò che funziona e non guardare soltanto sulle disfunzioni che ci sono certamente e su cui bisogna intervenire, e l'assessore Faraone da persona competente lo sta facendo, però dobbiamo anche considerare a un certo punto cosa funziona, che oggi Falcone, perché poi chi guarda la televisione dice sì, cosa funziona? Le dico subito, funziona la capacità di tanti medici, di tante straordinarie competenze professionali che oggi pongono in essere degli interventi di vario genere, da quelli cardiologici ma anche nell'oncologia, nell'ortopedia, che dimostrano che la Sicilia in alcuni casi è anche eccellenza in campo nazionale. E non è vero quello che si dice che tutti i nostri ospedali vanno male, non è vero, soprattutto nei centri, nei comuni capoluoghi ci sono ospedali che sono eccellenze, e questo a me piace volerlo sottolineare. Poi certamente dobbiamo mettere in campo da un lato la coniugazione tra territorio e ospedalizzazione per evitare che ci siano degli accessi inappropriati negli ospedali, però dobbiamo anche dire che tante cose sono state fatte, e soprattutto io vi do uno degli esempi: l'assessore Razza, pro tempore alla sanità, riuscì ad aprire contro ogni pronostico il polo San Marco, riuscendo a invertire una tendenza e regalando al territorio non catanese ma al territorio siciliano una eccellenza di ospedale. Se poi qualcuno non vuole, come dire, guardare o vedere quello che di buono si è fatto, è certo, allora noi riteniamo che è soltanto una speculazione di opposizione che, piuttosto che essere molte volte ostruzionistica, dovrebbe invece essere costruttiva. Allora devo andare in pubblicità, un attimo Falcone. Allora, Di Paolo, un attimo, devo andare in pubblicità, torniamo subito dopo con l'ultima parte della nostra trasmissione. Avete 10 minuti abbondanti per scatenarvi dopo la pubblicità. Nel frattempo abbiamo anche intercettato però da Noto alla convention di Forza Italia c'era anche l'assessore regionale alla sanità, che ha detto un paio di cose interessanti sulle aggressioni, sui medici, sul caso del Civico, il medico che ha denunciato questo nuovo scandalo che investe la sanità siciliana. Tutto questo dopo la pubblicità. Come sempre durante la pausa pubblicitaria c'è un'altra trasmissione che va nel fuori onda, che noi adesso cerchiamo di riportare anche in diretta. Allora, dottore Palermo, diciamo, in pubblicità ha detto non è vero che non ci sono i medici ci sono, perché? Mi permetto di dire, solo fare un appunto, non è vero che mancano i medici, non ci sono medici che vanno a fare i concorsi, il che non vuol dire che mancano i medici. Il medico non va in una struttura periferica dove sa che viene preso a botte, guadagna poco, viene trattato male. Noi recentemente come ne abbiamo fatto una denuncia nazionale, perché dopo le tante diffide fatte in questi anni siamo passati a una fase un po' più attiva, diciamo così, la denuncia fatta regione per regione, ma perché noi andiamo a registrare condotte antisindacali da parte delle amministrazioni, violazioni contrattuali, sicurezza del lavoro che manca, perché purtroppo il medico viene aggredito, c'è la violazione delle norme di orario di lavoro, di ferie, ci sono persone che non riescono ad andare in ferie. Avete denunciato 50 aziende in tutta Italia, sei un numero importante. Le reperibilità, ci sono dei limiti stabiliti da contratto, cioè noi abbiamo delle contrattuazioni. 50 ce ne sono in Sicilia? In Sicilia una, che è l'ASP di Palermo, perché è la più grande ASP,
non che ha è senza, per esempio, tra l'altro, attivato, dirigente in questo non momento. ha, sì, senza io, non ha attivato come ma magari tante si altre riferiva ASP, prima, non lo sappiamo. non come tante ASP, non ha attivato per esempio quello che sono gli incarichi dirigenziali, cioè noi dobbiamo ubbidire a un contratto una e il difesa contratto non viene. allora, una difesa, è una difesa non, puramente non sindacale. legata, lo diciamo, non non legata alla qualità dell'azione dell'azienda. Noi siamo sindacato, non siamo politici e quindi come tale andiamo a difendere l'interesse del lavoratore, che è il medico e il dirigente sanitario. Però una cosa la dobbiamo dire, che ci sia una carenza di medici lo certificano i numeri. Tutte le aziende in Italia hanno il piano dei fabbisogni. Oggi sul piano dei fabbisogni, quindi senza le case di comunità, senza gli ospedali di comunità, senza i reparti non attivi previsti dalle reti ospedaliere in tutta Italia, la carenza solo sui medici è di circa 40.000 unità. Che poi possano essere recuperate nell'arco dei prossimi anni è possibile. Che ci siano molti che hanno deciso di fare delle scelte anche più utili dal punto di vista economico, va anche detto, perché altrimenti non si racconta tutta la verità, però una carenza esiste e su quella si può e si deve intervenire. Allora, sentiamo la Faroni, un attimino, okay. Sentiamo la Faroni sulle aggressioni, sul civico, sullo scandalo del civico e su altre questioni che riguardano la sanità. L'ha intervistata Francesco Loia a Siracusa, proprio a Noto, in provincia di Siracusa, alla convention di Forza Italia. Intanto la Regione è fortemente concentrata nel tenere sotto un esame continuo l'organizzazione dei nostri pronto soccorsi, perché dalla qualità e dalla buona organizzazione dei pronto soccorsi e da un normale fluire di tutte le attività probabilmente abbiamo la possibilità di creare una condizione di sicurezza anche per tutti gli operatori. Mantenere un clima che possa essere di ottima accoglienza e naturalmente volto anche a controllare gli episodi di persone che hanno una fragilità, che hanno un problema a relazionarsi con il prossimo, è sicuramente anch'esso un elemento di grande attenzione per noi. Dovremo dotare i nostri pronto soccorsi di figure che abbiano la capacità di promuovere le buone relazioni e tenere poi sotto controllo, in qualche maniera rivolgersi all'autorità quando necessario, prima che insorga l'evento, diciamo, che possa ledere il nostro personale e poter monitorare le azioni delle persone che si muovono all'interno del pronto soccorso. Con la bufera al civico di Palermo cosa si farà? Stiamo facendo delle attività che sono di verifica e controllo, c'è una commissione all'opera, sta lavorando alacremente e su questo aspetteremo già i primi risultati già dalle prossime settimane. È una vicenda dolorosa perché mette ancora una volta il sistema sanitario in discussione e per noi questo è un motivo di grande dolore, perché invece il nostro sistema sanitario ogni giorno si impegna per poter dare al nostro cittadino la risposta più adeguata ai suoi bisogni e alle sue aspettative. Salterà qualche testa? Lei sta anticipando le soluzioni, non possiamo, se stiamo facendo delle verifiche è ovvio che prima di fare qualunque tipo di considerazione di questo tipo dobbiamo chiudere le verifiche. Di Paola. A me dispiace dirlo, e capisco che l'assessore si è insediato da qualche mese, sembrano parole veramente vuote, perché ad oggi, ascoltando anche il collega Falcone, ma anche il collega Razza, che sono esponenti del centrodestra, non hanno saputo dire cosa si è fatto in questi 2 anni e mezzo per la sanità siciliana, perché si è parlato più che altro del passato. Io di interventi che in qualche modo hanno dato una spinta a migliorare la sanità siciliana in questi 2 anni e mezzo non ne ho visti, tant'è che l'assessore Volo, l'ex assessore, è stato silurato dallo stesso governo regionale e oggi c'è un ulteriore assessore che non mi sembra che stia prendendo la situazione per l'emergenza in cui versa la sanità siciliana. Ti dico una cosa, Luca, i siciliani non si stanno curando più. Cioè non ci si cura più in Sicilia, e se stanno gestendo la sanità siciliana come hanno gestito il bando sul reddito di povertà, hanno partecipato 115.000
siciliani a questo bando fatto da Irfis per dare un sostegno economico di poche migliaia di euro. 97.000 siciliani non riceveranno un euro. È una cosa che è indegna. Cioè io faccio fare a 115.000 persone, a 115.000 siciliani che vivono in uno stato sociale di enorme difficoltà, e questi 115.000 siciliani non si curano perché non hanno i soldi per curarsi. Gli faccio fare una richiesta e poi ne soddisfo solamente 12.000 e le altre 98.000 non li soddisfo. Questo è quello che sta accadendo alla sanità siciliana. Alcuni siciliani possono curarsi, cioè siciliani che in qualche modo hanno un reddito dignitoso che gli permette delle cure di un certo tipo, perché oggi, ahimè, con le lunghe liste d'attesa che non sono minimamente state, come dire, migliorate, non sono state diminuite come tempistiche, oggi i siciliani vanno nelle cliniche private per farsi un esame, e chi non può pagare oggi non si cura e non c'è prevenzione. Ora, in una situazione di questa emergenza che è totale, al di là dei casi specifici al civico che stanno emergendo e degli scandali che via via purtroppo parlano male della Sicilia anche a livello nazionale, io da parte del governo regionale, la cosa che, come dire, mi fa rabbia è che da parte del governo regionale e dai due assessori che in questo momento hanno governato con questo governo regionale non ho visto nessuna misura, non dico rivoluzionaria, ma quantomeno nessuna misura normale che possa in qualche modo far salire la sanità siciliana. E mi dispiace, ma Falcone parla di che cosa? Bonfanti, Dell'esperienza del passato governo regionale. Cioè ha fatto un plauso a Razza per l'apertura del San Marco. Io chiedo a Falcone di dirmi qual è una delle operazioni che ha fatto questo governo regionale in questi 2 anni e mezzo sulla sanità che può raccontare ai siciliani. Falcone. Luca, vorrei Prego, chi è? Valentina Chinnici, prego. Sì, sono io. No, siccome poco fa dico, dispiace che l'onorevole Falcone parli di strumentalizzazioni da parte delle opposizioni. Non è così, assolutamente. Semplicemente noi abbiamo la misura, il polso della situazione reale, perché abbiamo fatto anche numerose ispezioni come parlamentari del Partito Democratico, ma non come ha fatto Schifani, andando là per vedere quale testa fare cadere o su quale medico o primario o dirigente fare ricadere le colpe. Vi ricordate per esempio quando è accaduta la questione del gesto al pronto soccorso, visto che l'assessore Paroni parlava dei pronto soccorsi, no? All'ospedale di Patti, l'estate scorsa ad agosto scorso. Ecco, lì subito come risposta cosa fecero? Rimossero la dottoressa responsabile proprio del pronto soccorso, cioè con una specie di scaricabarile usando un capro espiatorio, quando poi decine di medici di tutta la Sicilia mi hanno raccontato che questa cosa del cartongesso in Sicilia è quasi la norma. Quindi non solo in Sicilia, aggiungo, e non solo in Sicilia, aggiungo. Lo vado a chiedere a tutti quelli che vanno a sciare nel nord Italia. Purtroppo dobbiamo dire una cosa, mentre oggi dite una cosa a distanza di... Mi faccia concludere. Avete fatto una speculazione ai tempi vergognosa, però, ai tempi. Avete detto di mala sanità proprio su questa cosa. E oggi il fatto che a distanza di tempo, oggi dite che in effetti era una pratica come dire che veniva fatta. Guardi, in maniera lei non fa politica da decenni, io solo da anni, quindi posso parlare per me. Vorrei concludere, Luca, per favore. Ma voglio dire, Valentina, dovete essere più seri, allora noi diciamo una cosa. Falcone, faccia concludere la Chinnici e poi le rispondo. Però attenzione, voi parlate del nulla, parlate veramente del nulla, e infatti gli elettori purtroppo per voi vi premiano costantemente. Come? Onorevole, la sua arroganza ogni volta è una cifra. Andate molto d'accordo, vedo, tutte e due. Valentina, non è arroganza, è come dire, io dico dovreste essere meno demagoghi e cercare di essere più concreti nelle vostre cose, per un motivo, perché ogni la politica è una cosa seria. Se si fa seriamente si prendono i voti, se non si fa seriamente non si prende in considerazione la gente. Prima di parlare ci vado, io ho detto infatti, attenzione Valentina, per essere chiari, noi abbiamo detto, l'ho detto poc'anzi, bisogna migliorare la sanità siciliana, però
quando voi dite che tutto va male è una bugia stratosferica. Nessuno si permette di dire che tutto va male, soprattutto... Ecco, e allora cerchiamo di dire le cose come stanno. In Sicilia ci sono centri di eccellenza, così come ci sono dei luoghi in cui purtroppo bisogna migliorare, correggere in maniera chirurgica. Falcone, allora, diciamo le cose come stanno. Allora, vi mettiamo un altrimenti ci mentalizziamo. E io mi sento Chinnici concluda velocemente e Falcone risponde. No, però te lo faccio interrotto, le cose come stanno le diciamo tutti in base a come la pensiamo ognuno, giusto? Non è il parere dell'onorevole Falcone le cose come stanno. Io semplicemente ho detto che le ispezioni che noi abbiamo fatto sono ispezioni in cui andiamo a chiedere ai medici che stanno H24 là in trincea di che cosa hanno bisogno, anziché usarli come capi espiatori. Quindi esattamente questo. Quindi ci mancherebbe altro che noi addossiamo le colpe ai medici o diciamo che tutto non va. No, assolutamente, non è proprio questa l'ottica. Quindi da parte nostra massima collaborazione, tanto è vero credo che però, lo dico a tutti, Chinnici, lo dico a Chinnici, lo dico a Falcone, lo dico a Razza, lo dico a Di Paolo, lo dico anche ai medici di tutti i tipi. È chiaro che davanti a una situazione come questa, se non c'è la collaborazione di tutte le forze in campo che come dire, vadano tutte nella stessa direzione, io credo che poi insomma certamente la si può vedere in maniera diversa nella soluzione. C'è chi vuole immediatamente rimodulare la rete ospedaliera, chi vuole potenziare questo o quel settore, però insomma credo che bisogna andare tutti dalla stessa parte, perché se no la pagano veramente di faccia proprio in tanti siciliani, ma siccome il sistema sanitario è nazionale la pagheremo noi tutti, perché quando poi la misura è colma si sposterà tutti, guardo Palermo e la sanità privata, e poi là saranno davvero dolori. Però questo non è vero. Saranno davvero dolori se non si trovano le soluzioni, perché è così. Noi però dobbiamo dire le cose con un pizzico di aderenza alla realtà, perché se diciamo noi per primi le cose in maniera diversa dalla realtà ci raccontiamo qualcosa che non è. In Sicilia il fondo sanitario regionale vale circa 10 miliardi di euro. Il flusso economico che va verso soggetti di sanità privata è certamente inferiore al 10%. No, aspetta, io sto dicendo un'altra cosa. No, però fermo. Oggi la sanità pubblica eroga milioni di prestazioni individuali. Se io chiedo quant'è il numero di accessi in tutta la Sicilia nei pronto soccorsi e nei PTE, che sono presidi di emergenza, superano il 1.100.000 accessi l'anno, il che vuol dire che ci sono 1.100.000 cittadini siciliani che, a differenza di quello che accade in altri stati anche dell'Unione Europea, ricevono gratuitamente le cure. Poi che bisogna fare di più, che bisogna recuperare, non tocca a me, comprenderete anche per questione di stile, occuparci di questi ultimi 2 anni. Io al più mi posso occupare dei 5 precedenti, però quello che penso è che su un tema come quello della sanità, io penso che ci sono alcune cose che dovrebbero unire tutti. Creare le condizioni perché il sistema sanitario regionale sia più efficace ed efficiente non dovrebbe essere una questione che fa differenza tra gli operatori e quindi i loro rappresentanti, le forze politiche, le forze sociali e le forze produttive. Ma oggi l'appello lo devi fare al centrodestra, perché è il centrodestra che in questo momento non si unisce su una soluzione. Ma io ho detto che non mi occupo di oggi, io mi occupo di ieri. L'appello lo facciamo al centrodestra. Siamo in chiusura, intanto saluto Valentina Chinnici che sono grazie onorevole Chinnici per essere stata con noi, grazie. Grazie a voi. Grazie, buon fine settimana. Allora, concedetemi, queste me le prendo io, anzi non me le concede nessuno. Bonfanti, Falcone, gli dia il microfono a Bonfanti che sente però non può parlare. Allora, io vorrei che Bonfanti facesse in questo momento, al di là del colore politico eccetera, perché noi lo sappiamo perché la convention di Forza Italia è stata fatta a Noto proprio in questo fine settimana, no? Perché è periodo di infiorata questa a Noto, no? Bonfanti? Beh, molto spesso si organizzano eventi per abbinare i lavori del partito con le manifestazioni che quella città, quel territorio in quel momento sta mettendo in atto, in questo caso l'infiorata, che conoscete un po' tutti. Come va con Grande Sicilia?
I fiori sono sbocciati? Con Grande Sicilia come va? Ha rotto il momento poetico. No, abbiamo chiesto chiarezza, quantomeno in provincia di Siracusa, però insomma sono situazioni che ci risolviamo molto tranquillamente. Noi siamo, ecco, questo forse è la cosa che mi sento di dire anche in base a tutto quello che ho ascoltato finora. Noi siamo il partito dei moderati, noi siamo un partito che dialoga con tutti, che cerca soluzioni. Le convention come Forza Italia, Forza di Territorio, significa capire quelle che sono le esigenze dei territori e cercare di affrontarle e di risolvere tutti insieme. È facile, dico, e si rispettano anche le posizioni delle opposizioni, dover dire questa cosa non funziona, questa cosa non va bene, non siete in grado di lavorare bene, non siete in grado di fare le cose, noi saremmo cosa diversa. Fa parte della dialettica politica, però questa dialettica politica non è nelle corde di Forza Italia. Forza Italia è un partito che si confronta, trova soluzioni. Sappiamo che in ambito sanitario si sta lavorando molto bene, che ci sono tanti problemi, ma che l'idea del governo Schifani è quello di man mano di trovare soluzioni, mettere tutta una serie di situazioni che si stanno verificando. Una delle cose sulle quali si sta lavorando in maniera molto diciamo intensa e impegnata è quella del abbattimento delle liste d'attesa, che sono aspetti molto importanti, non si risolvono dall'oggi al domani. Ruggero Razza sa benissimo quanto è difficile gestire l'assessorato che lui ha gestito negli anni del governo Musumeci, per cui noi stiamo lavorando molto bene e quando ci confrontiamo in questi convegni ci confrontiamo per trovare soluzioni. Però avete parlato di sanità, stavo riguardando proprio Bonfanti, però stavo riguardando proprio il programma, avete parlato di agricoltura, agroalimentare e riforma della giustizia. La sanità non c'è. Abbiamo parlato di è Schifani che si ricandida, perché anche questo è Schifani che si ricandida. Abbiamo parlato di questi temi, ma quando ci riuniamo nelle convention di Forza Italia affrontiamo i temi che riguardano le nostre comunità e cerchiamo di trovare delle soluzioni. Perché sappiamo che tutto è migliorabile e che tutto può essere sistemato nel tempo con le giuste risorse e con la giusta organizzazione. La verità è che hanno scelto Noto perché Marco Falcone aveva completato l'autostrada. Ecco, anche questo, vero? Non ci imperaghiamo in queste cose. Va bene, grazie. Allora, grazie a Corrado Bonfanti e grazie a Marco Falcone in collegamento da Noto alla convention di Forza Italia. Grazie, ricordo che in questa convention tra l'altro ha partecipato il vice premier Antonio Tajani, il senatore Gasparri, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto, quindi insomma presenze anche di un certo livello di attenzione politica verso questa iniziativa. Quindi a Noto in questo fine settimana capitale della politica di Forza Italia per quanto riguarda non solo la Sicilia ma anche il resto d'Italia. Quindi grazie per questo collegamento. Saluto, dov'è? Qua, Lucio Di Paola, coordinatore. Che c'è? Che è successo? 15 giugno a Palermo, sanità per tutti, perché noi vogliamo raccontare una visione diversa della sanità, non contro qualcosa, anche perché in questo momento non c'è nulla da parte del governo regionale. Invito esteso anche a Ruggero Razza, europarlamentare di Fratelli d'Italia. In piazza no, magari se qualche volta ci vogliamo riunire per fare una chiacchierata su come migliorare, secondo me più si parla e meglio è. Bene, benissimo, grazie anche a Ruggero Razza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, grazie a Tony Palermo, segretario della ANAO Assomed, che è il sindacato dei dirigenti medici. Abbiamo parlato tanto di sanità, grazie al nostro Antonio Condorelli, grazie ai nostri telespettatori. Insomma, mi sto dimenticando qualcuno, c'è ancora qualcuno collegato? No, Valentina Chinnici l'abbiamo salutata. Ciao Antonio, ci vediamo la prossima settimana. Bene. Appuntamento prossima settimana sempre qui con Il Punto. Buon fine settimana a tutti.